Smaltimento illecito di rifiuti speciali ottenuti dalle lavorazioni tessili. 2 le persone arrestate e 18 gli indagati tra Veneto ed Emilia-Romagna da parte dei carabinieri della Forestale. Ci sono anche 2 magazzini nel Vicentino, uno a Quinto Vicentino e uno a Monticello con Teotto, tra quelli utilizzati per stipare gli scarti tessili, ma classificate illecitamente per eludere i controlli come materia prima secondaria o sottoprodotto. Capannoni di una SRL oggi fallita. Ritagli di stoffe che di per sé non hanno una pericolosità intrinseca, rappresentano però un fattore inquinante di potenziale rischio. L'operazione Penelope, questo è il nome, è partita da un controllo a luglio del 2018 nel Modenese. Da lì i forestali sono risaliti man mano ai capannoni dove i reali rappresentanti legali o legali firmatari di fatto risulterebbero essere semplici prestanomi. L'organizzazione si componeva di autotrasportatori, persone impiegate come manovalanza nei capannoni, sequestrati dai militari 9.000 metri cubi di rifiuti speciali, ma si pensa che il quantitativo smaltito sia molto superiore.